Cari telespettatori, rieccoci insieme, ben arrivati anche ai nostri ospiti. Anche questa sera affrontiamo un tema di grande attualità e di importanza perché ricorre ormai a giorni l'anniversario del referendum, quindi una grande scelta che è stata effettuata da parte dei cittadini sull'autonomia. Riparliamo di autonomia, se ne parla più volte quando c'è anche l'opportunità, quando per esempio anche la Ministra è presente sul nostro territorio, sul territorio comunque delle regioni che ne sono interessate, ma ricordiamo anche che sempre più sono le regioni che vogliono fare questo passo in modo diverso, in modo differenziato a seconda di esigenze anche diverse, però bisogna capirci qualche cosa in più perché effettivamente se non se ne parla ci si dimentica e poi non si capiscono certi passaggi che possono essere anche molto importanti e significativi. Per ottenere che cosa? Lo vedremo insieme, lo vedremo con i nostri interlocutori che anche questa sera sono particolarmente qualificati e quindi ve li presento subito. Ben arrivato Gianangelo Bellatti, consigliere della Camera di Commercio italo-tedesca, esperto di Unione Europea, grazie, buonasera. Ma anche di federalismo con ricerche varie, quindi ben esperto. Ben arrivato Stefano Bruno Galli, assessore all'autonomia della Regione Lombardia, quindi ha fatto un bel viaggio per raggiungerci, buonasera. Ma ci fa molto piacere. Docente di Storia delle Dottrine e Politica alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Milano. Sì, quindi, in aspettativa, ovviamente. In aspettativa, adesso è operativo come... Esatto. Non retribuita, se vuole. Meglio precisare tutto, se esatto. non si sa mai. In questi tempi è meglio precisare. Comunque in quota Lega per intenderci, insomma come in Regione Lombardia. Alessio Morosin, avvocato, fondatore di Indipendenza Veneta, altro grande esperto naturalmente di autonomie, forme, manifestazioni varie, grazie anche a lei di essere qui con noi. Buonasera. Graziana Zalin, consigliere regionale del PD, con le mani in pasta saprà darci delle importanti informazioni, PD comunque dell'opposizione. Filippo Lazzarin, Lega, sindaco di Arzer Grande, quindi autonomie locali, abbiamo anche i comuni, sono coinvolti e realtà che sono sempre presenti sul territorio, comunque della dirigenza provinciale della Lega. Grazie anche a lei. Allora, io adesso devo come sempre lasciare lo spazio alla parentesi che dedichiamo come sempre all'aggiornamento con il sindacato dei pensionati dello SPI. Ritorneremo in studio tra 15 minuti, quindi seguite questi argomenti molto interessanti perché inizieremo la nostra conversation.